Oggi recupero dati di un hard disk serialata, di un vecchio hard disk, di un MacBook, neanche di un MacBook, di un iBook, cose preistoriche. Ovviamente non faccio e mai farò nomi e neanche farò mai intendere, però come si dice, si può dire il peccato e non il peccatore, è simpatico raccontare che spesso mi capitano assistenze magari di mogli amorose che devono indagare sui dispositivi dei mariti, eccetera. Qui c'è una cosa, diciamo, molto più grave, e quindi sto tirando fuori questi dati che erano stati eliminati perché poi li porteranno in tribunale per cose appunto più brutte e gravi, insomma. Non mi annoio, insomma, il tutto da Butrio con la pioggia, Butrio with the rain. E questa sarà giusto così per raccontartela, non solo per raccontare i cazzi miei, no? Che fa un po' telefilm, quindi tiene un po' compagnia, un po' è piacevole, capito da vedere, eccetera, ma anche come messaggio utilitaristico, no? Ti racconto come sta andando questa cosa che per carità sarà per pochi, sarà per una piccola nicchia, il fatto di lavorare in camper, ok? Quindi no, tanto de viva in camper come una volta, che abbiamo visto è una baggianata, nel senso che è una cosa estremamente semplice, è solo una questione di abitudine, abitudine mentale, predisposizione, secondo me, senza ombra di dubbio, certo, per carità. Cioè io sono, ad esempio, no, perché bisogna sempre prendere gli esempi per capire le cose, le situazioni, io sono ben più che predisposto a vivere in un ambiente molto piccolo, tanto che da sempre sognavo la tiny house, cioè ancora da quando ero quasi ragazzino sognavo questa tiny house, casettina piccolissima, tipo 4 metri per 5, 4 metri per 4, nella foresta, nel bosco, poi per carità con sotto il sotterraneo dove c'era la macchina, la moto, per il biliardo e quelle cose lì, per carità di Dio, però sognavo la tana, e questa è una cosa abbastanza ancestrale, che risiede nella nostra mente, è la necessità di avere il riparo, la tana. Lo spiegò anche Thoreau, non mi ricordo in quale dei suoi testi, ma questo per dire che noi siamo nati come animale, come scimmiotto, in queste piccole cuccette che potevano essere delle grotte piuttosto che i tipi degli indiani, le capannette, eccetera, eccetera. E poi andando avanti nei millenni c'è stato questo desiderio, più che altro inconscio sociale, di dover adattarsi a degli standard economici di benessere, che poi benessere alla fine neanche tanto non è, e pertanto di avere queste abitazioni sempre più grandi, sempre più sfarzose, no? Che però non ci danno più quel senso di protezione. Poi per carità, ripeto, il tutto è sempre soggettivo. Singano Tessidio tira alla larga, sì, lo so, ma se robe secondo me necessarie per capire il tutto. Comunque glielo devo dire in merito alle case grandi, che io mi ricordo quando era il periodo dei ladri nel mio paesino, che mi sentivo molto vulnerabile nella mia casa, perché comunque era piena di stanze, c'erano varie porte, finestre, cioè se non entrava da qua entrava da là, hai capito? Mentre nella tana piccola è un guscio protettivo, cioè io quando sono a letto non è che mi possono entrare da una stanza e io non me ne accorgo, io ovvio che me ne accorgo subito, io sento qualsiasi rumore, quindi mi sento molto più protetto, molto più a mio agio all'interno di questa cuccetta, in questo TP di vetroresina. Ok, per carità, poi stiamo dicendo è tutto soggettivo. Vabbè, insomma, comunque questo per prenderla larga, per dire che andare a vivere in camper, abbiamo visto, per certe persone predisposte agli ambienti piccoli, non è una cosa assolutamente strana, impegnativa o quant'altro, è appunto, come dicevo prima, solo una questione di abitudine, e pertanto la cosa figa, almeno per me adesso, è il fatto del lavoro, il fatto di lavorare in camper, cioè questa è una figata assurda, cioè il fatto che io mentre lavoro posso comunque, adesso sto prendendo del tempo perché si sta avviando una scansione, quindi posso parlare mentre va avanti, cioè non è che posso fare altro, e vedo che sono un'altra parte, quindi in qualche modo
un po' stacco dal lavoro, mi sembra quasi di essere in passeggiata, anche qua a girarmi, vedere la gente che passa, beh magari col freddo e qua piove anche no, però vabbè, vedere un ambiente diverso è tutt'altro modo di lavorare. Senza contare poi l'aspetto pratico, devi andare da un cliente, hai sempre tutto dietro, quindi qualsiasi cosa, computer dovesse servire, dischi, se dovesse servire tipo questi casi in cui faccio anche assistenze diciamo hardware, anche se non sarebbe più il mio mestiere da anni, però continuano a chiedermelo. Mio nonno mi ha sempre insegnato che nella vita bisogna saper fare di tutto per restare in piedi bene, e io continuo a fare insomma un po' di tutto, nel senso che se so fare anche queste cose, le so fare bene, perché devo dire di no? Se non è che dico ah no, sono un web designer, non lo faccio, cazzo, non so farlo. Mi dice devo staccare un disco da un computer portatile, ti so aprire il computer portatile, ti so fare il ripristino dei dati, quindi è perché non devo farlo, cioè sono soldi che entrano, è lavoro, hai capito? Vabbè, pertanto tornando al messaggio utilitaristico, ossia al come sta andando il feedback, la recensione di questa avventura di lavoro particolare, alla grande, cioè, boh, ormai iniziano a passare gli anni, quindi voglio dire, non è che è da un mese, da 2 settimane che è iniziata questa storiella, questa avventura, questa svolta. E non riesco a trovare difficoltà, nel senso non riesco a trovare dei contro a questa cosa, a questo lavorare dentro al camper. Uno mi può dire l'energia elettrica no, perché vabbè, ringraziamo DS Tech, c'è un mega impianto da paura da 600 ampere di litio, sono 1200 ampere di batterie AGM per capirci, e poi ci sono comunque anche i pannelli solari, 600 passawatt di pannelli solari che d'inverno, tipo adesso che c'è nuvolo e piove, non fanno niente, però insomma col bel tempo ti caricano le batterie alla grande. Poi c'è un DC-DC da 60 che è un strafante che carica 60 ampere ora mentre tu guidi, sommando poi agli ampere dei pannelli eccetera. E fra una settimana ci sarà anche il prossimo upgrade degli DC-DC, quindi questo lo anticipo, anzi no, forse i video pubblicitari escono prima. E poi questa adesso non vorrei essere frainteso, non vorrei essere antipatico, sgrandazzone, per questo ci sto pensando bene per come metterla giù senza che certi personaggi un po' suscettibili si sentano denigrati in qualche modo, in qualche loro modo. Ma questo camper, a differenza di altri, ecco, era questa la parola che avevo paura di dire, a differenza di altri, cioè, l'ho trovato così, ma l'ho anche scelto così per il tipo di vita e cosa che volevo fare. Ha un generatore integrato, un generatore GPL 2 kW e mezzo che pesca dal bombolone il GPL, quindi è proprio un sogno per chi fa questo tipo di lavoro. È relativamente silenzioso, ovviamente non puzza perché è esterno, quindi zero puzza, proprio esterno, e ci ho attaccato 2 alimentatori a comando su questo generatore, e questi alimentatori, lo racconto per chi giustamente non ha visto tutti i video, ci mancherebbe anche altro che uno li vedesse tutti, sono tanti. Questi 2 alimentatori arrivano a caricare 80 ampere ora, quindi accendendo il generatore io carico addirittura 80 ampere ora, poi sommando anche i pannelli si può arrivare a 140, no, 120-130 ampere ora, insomma, ecco, di carica. Quindi forse quello poteva essere il limite, ma nel mio caso anche qua spero di non essere frainteso, perché par quasi che dico mi so furbo, mi so bravo che altri iemone. No, semplicemente io faccio magari ho fatto e continuo a fare tante cose strane nella mia vita, ma non lascio nulla al caso. Se devo buttarmi tipo col paracadute, guardo che non ci sia un campo di cactus sotto, hai capito? E quindi tutto ciò che faccio è stato con un po' di fantasia, di immaginazione, studiato e in qualche modo programmato, insomma, ecco perché io credo che va bene buttarsi, però attenzione a non fraintendere mai il buttarsi con il fare
le robe alla cazzo. Sono due cose molto diverse, eh? Appunti interni, il frullatore, esatto questo, consuma esattamente la metà del computer, quindi sì, computer più il monitor grande, dischi e quello che c'è, inverter, ok? Non l'avrei mai detto. 6 ampere. Scappa, sta arrivando una mega perturbazione proprio dove sono io, stavo vedendo dal radar, con grandine, siccome degli amici da Vicenza e Treviso mi hanno girato le fotografie della grandine, delle belle bocce, sto migrando ora verso Palmanova, che è più a sud, al di fuori, diciamo, della zona rossa della perturbazione. Grazie a Alessia che mi ha fatto venire il dubbio, che ho controllato le previsioni meteo e in teoria riesco a scamparla per un pelo, perché qua sta solo piovendo. In teoria l'ho scampata e la scamperò, incrociamo le dita, per un pelo. Ad ogni modo continuo a insistere, severe pene anali per gli inventori dei dorsi artificiali. Ah, ecco, sì, siccome ho sempre questo desiderio di essere utile al prossimo, aspetta che cambio marcia, voglio dire una cosa che può sembrare una banalità, ma per tanti banalità non è, non nel senso che è buona, ma nel senso che magari questa cosa non la sanno o sono ancora giovani, devono ancora scoprirla e via discorrendo. Cosa succede? Quando sono in arrivo queste cose, queste previsioni di queste tempeste, soprattutto queste grandini che causano veramente enormi danni, vi consiglio di aprire una mappa, diciamo, del meteo che ha la visuale radar, dove tu vedi quasi in tempo reale come sta andando la perturbazione. Tipo io uso il 3B meteo, vedi lì dove sei, perché sei geolocalizzato, e vedi dov'è e più o meno dove sta andando questa geolocalizzazione, insomma, ecco, che così puoi spostarti, hai capito? Tipo io ora, siccome era lunga e stavo andando dall'altra parte, io vado verso sud, quindi verso Palmanova, verso sto coglione, oh, semenia stupida, aspetta che casa, e quindi mi salvo. Ora come cambia già tutto qua. Da una parte mi dispiace perché c'erano delle cantine bellissime che mi ero segnato per andarmi a prendere una bozzetta di rosso per festeggiare cosa? Per festeggiare ogni tanto questa mia stupenda normalità che mi sono creato, quindi una volta ogni tanto mi prendo una bella bottiglia di rosso, una bella bistecca e faccio festa, così festeggio me stesso, non il compleanno, ma così le mie riuscite. Io sì, faccio questi festeggiamenti qua, sì, lo so, so strambo, ma sì, porca troia, prova anche te, invece di festeggiare le solite cose, Pasqua, Natale, il compleanno, l'anniversario, che magari hai anche le balle girate o sei stanco, te mal de panza che è il giorno, quindi figurati che voglia che hai di festeggiare, no? In questo modo ti crei la festa, cioè festeggio il fatto di essere contento, hai capito? Perché quella è la sostanza, e quello è un'ottima cosa effettivamente da festeggiare, non il compleanno. Che senso è il compleanno? Il compleanno è il giorno in cui tu sei nato, ma già il giorno è una cosa senza senso, perché è un'unità di misura creata dall'essere umano che ha questa percezione scandita del tempo, no? Ma in realtà il compleanno, appunto, che cazzo di festa sia, ragazzi? Impariamo a festeggiare quando siamo contenti, ecco. Ah, ma sui regali, certo che i pulmin sarà anche in vetroresina, ma coibentazione dei finestre, mamma mia, piove per fin dentro quando arriva a Scavassa. È fatto proprio così, cioè non è che c'ha le guarnizioni rotte, è proprio lui progettato così. Guarda, è proprio il sistema concettualmente che è bucato apposta fuori, c'ha queste varie cose, forse per l'aria, per il riciclo dell'aria, non lo so, ma intanto entra acqua in corsa. E vabbè, fatto così, e te devo dire. Forse anche per questo dico sempre che sono indispensabili gli oscuranti esterni, perché oltre a riparare dal sole ti riparano anche dal vento d'inverno, hai capito? Non ti arriva aria. Sono un po' in musona perché sono da fare la spesa e c'era, porca puttana, che sta qua mi alligo al deo, e sta signora gentile che mi mette il divisorio e lo mette attaccato alla sua roba. Allora io avvicino la mia roba al divisorio senza toccare il divisorio, cioè non è che gli spiffraco la roba della signora, e la cassiera con l'aria un po' seccata mi dice di non metterglielo attaccato così alla signora. Allora, le ho risposto immediatamente, non per scaricare la colpa ma per mettere
chiaro le cose come sono andate, ho detto l'ho messo la signora e poi intelligentemente ho riempito lo spazio vuoto perché altrimenti sarebbe stato uno spreco. Punto 1. Punto 2, quello subito dopo di me, stra-attaccato, ancora più attaccato di quant'è ero io, lei non gli dice niente, e gli dico io all'altro, stai attento che la signora ti dice roba, che è arrabbiata, Dio tuo, che cazzo fioi, cioè, ste robe. Le differenze fanno veramente girare in una maniera assurda. Che già brutta femmina in semenia ho dovuto ripiegare su un supermercato il fatto che avrei voluto prendermi la bozza di vino in una cantina rinomata del luogo e la bistecca in una macelleria, anche quella rinomata del luogo. E dopo questo te me tratti anche così, mi viene su il famoro, che non so che però da noi si usa dire così. Cos'è sto? Ok, c'è ancora l'area camper qua di... vediamo, di... oh, boia. Vabbè, questa è la strada, ok, non è ancora l'area camper. Qua piove bene, perché Palmanova era più al sud e c'è l'area camper con la corrente gratuita, cioè che della serie, già che devo star fermo che diluvierà per 7 giorni, almeno sto sotto corrente e tu che te porto con me a fare e avventure di van life. Allora guarda qua in tempo reale, adesso, cioè tu adesso sei dentro la mia testa che spera che non ci siano i crucchi esatto, come non detto ci sono, che qua è sempre pieno di tedeschi di Germania, quindi io niente, vediamo se ci sta magari sto qua, che cazzo si è parcheggiato qua, Nino. Vediamo se posso in qualche modo starci, vediamo. Cazzo è sta roba? Un pick up? Riga, sempre i mezzi strani i tedeschi. Sì, è che vedi tu Nino, se te mettevi un fiappi in parte, se che stava in 3. Allora, siccome ho già il carico di rotture di valle, a questo punto, fioi, vedo cosa fare, ma me ne vado via da qua. Però anche loro 2 posti di area camper, anzi no, guarda, non ho proprio voglia di andare avanti e indietro per niente, mi giro, mi metto qua fuori, aspetta che arriva sti qua cazzati in bomba, boia, che mega tonone che era arrivato, però qua non hanno messo pioggia, cioè non hanno messo grandine, vabbè, tanto io stavo accendendo per farti vedere la vista che ho scelto e che troverai anche tu se arriverai nell'area camper di Palmanova, in quanto ultimamente è sempre piena di camper tedeschi. Per carità, va benissimo, che discorsi, a quello serve l'area camper per noi che veniamo qua a spendere i sky, però se ci fossero più posti forse verrebbe più gente ancora a spendere i sky. Quasi per abitudine, quando ci sono i temporaloni mi viene a dire aspetta che stacco il contatore qua, che stacco la televisione, gli attacchi delle ciabatte e tutto quanto, e invece no, in camper no, sei separato. Mia, si sta riempendo i van life tedeschi, ma che trovano pieno perché ci sono gli altri tedeschi lì e vanno via. Ecco, guarda, adesso che è da un bel po' che consumo e non carico, perché i DC erano spenti, perché è spento, perché non ancora uno, il DC era spento perché pensavo di andare in un'area camper con la corrente e quindi non ho mai caricato, ho solo consumato e c'è stato nuvolo e pioggia e adesso sono arrivato a 396 ampere disponibili. E che alla fine, vedi, l'appetito viene mangiando, alla fine è praticamente il 98% delle batterie che avevo prima, no? Che adesso forse leggere 66 fa brutto, però giustamente più grandi sono, più ti durano, quindi è un 66 molto relativo, no? Questo un po' per raccontarti l'aspetto tecnologico delle litio sul camper e un po' anche per raccontarti l'aspetto psicologico della nostra mente, come funzioniamo, perché sì, ok, come funziona il camper, ma noi come funzioniamo? Non se lo chiede mai nessuno, E dopo anche io il coraggio di dire che Singano tira i pipponi, Dio caro, restante l'ignoranza, fioi, e dopo lamenteve dei poteri forti, guerre e carestie, porca di che troia. Aspetta, che ho una frase del Roussel bellissima che voglio condividere. Eccola qua. La cosa principale e necessaria per rendere felice il mondo è l'intelligenza. E questa cosa l'hanno ben capita chi 4 cancari che ci governano, hai capito? È l'unico modo
per salvarsi è un attimo allenare la nostra percezione della realtà, ossia la nostra intelligenza, perché una cosa è la cultura è la quantità di informazioni che tu tieni dentro, ma se ti si insemenio, perché fare ragionamenti fa brutto, no? Ti dicono, quello fai pipponi, hai capito? Resti stupido e da stupido non puoi capire, discernere la differenza tra un'informazione corretta e un'informazione sbagliata, un'informazione utile da un'informazione inutile, un'informazione vera e sensata ed intelligente e un'informazione falsa e distruttiva. Dio caro, i pipponi. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Oh là, è andato via un tedesco. Acqua e corrente, anche perché eravamo arrivati quasi a metà batteria, cioè abbiamo già ciucciato 300 ampere/ora. Eh sì, perché ridi e scherza, ma d'inverno quando non carichi quei pannelli e stai fermo perché devi lavorare e lavori, ci sono tanti consumi e zero guadagni di corrente. Nomadi che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiaroscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada.